200 firme pro indipendenza in un'ora a Belluno. A Sedico, esauriti in una sola mattina, i fogli per adesioni alla class action contro BIM GSP e il caro acqua. La Lega Nord torna in piazza con 2 battaglie che raccolgono consensi tra i cittadini. La prima, estesa a tutta la regione, è la raccolta firme a sostegno del referendum per l'indipendenza del Veneto. Una proposta forte, provocatoria, che vuole portare in regione questo tema, che è stato osteggiato fortemente da alcune forze politiche che in questo momento sono preoccupate più di salvare le proprie poltrone e il centralismo romano piuttosto che di tutelare la popolazione veneta e bellunese in particolare. Numeri alla mano, i rappresentanti del Carroccio spiegano ai cittadini i vantaggi di uno Stato veneto. In regione lo Stato incassa oltre 17.000 euro da ogni cittadino, ma ne spende poco meno di 14.000. Un saldo negativo di 3.000 euro, mentre in altre realtà del centro-sud la situazione è ribaltata, fino al record calabrese che fa registrare 4.000 euro di spese pro capite in più rispetto alle entrate. Per questo i cittadini rispondono alla proposta leghista. Il gazebo è molto affollato, il tema dell'indipendenza tira moltissimo, ha una grande presa sulla popolazione, d'altra parte è in linea con la nostra tradizione secolare di Repubblica indipendente. Poi c'è l'iniziativa tutta bellunese contro il caro acqua. Le prime bollette rincarate sono già arrivate a destinazione e la Lega Nord bellunese lancia la proposta di una class action contro BIM GSP, la società che gestisce il servizio, perché a pagare non sia sempre la comunità. Belluno si trova a pagare sempre i propri debiti e quelli degli altri, mentre in altre città dove la finanza è tanto quanto allegra, se non addirittura peggio, pensiamo al Salva Roma, si continuano a pompare soldi nelle società fallite o in situazioni prefallimentare attingendo alla finanza pubblica. E sono attesi per domani i big Matteo Salvini e Flavio Tosi, che in mattinata parteciperanno ai gazebo provinciali. Il tema che porta Salvini è quello nazionale, sappiamo che porta avanti il discorso dell'indipendenza. Tosi verrà in particolare invece per portare sostegno al gazebo di Fonzaso, dove si sta facendo la raccolta firme contro il centro islamico a tutela della popolazione.